andare oltre i modelli attuali di formazione, perché appunto il Covid lascerà il segno. Voi ripartite a ottobre con i corsi, però ci saranno anche delle novità. Sì, diciamo che siamo un po' scalognati, dopo un anno, dopo un bilancio molto bello anche da presentare, devo dire la verità, oggi è stata una chiacchierata molto piacevole con i soci presenti. Dopo un anno straordinario abbiamo questo andamento da montagne russe, piombiamo in un anno 2020 che per ovvi motivi sarà piuttosto disastroso dal punto di vista gestionale. L'attività formativa è ferma, abbiamo deciso di posticiparla a ottobre già alla fine di marzo scorso. Credo siamo una delle poche regioni italiane a livello di AIS che ha deciso di sospendere completamente i corsi e di posticiparli all'autunno prossimo. Ci sembrava un modo anche molto rispettoso nei confronti di soci che non se la sentivano di trovarsi in gruppo, di assemblarsi in qualche modo, ma è anche un modo, come dire, per fermarsi, riflettere e trovare, come dire, nuovi stimoli, nuove letture per quello che sta succedendo. Ci siamo convinti molto velocemente che questo tipo di incidente, chiamiamolo incidente, ci costringerà a guardare anche il mondo della formazione in modo molto diverso. Sarà un bagno di sangue dal punto di vista economico. Aver sospeso uno dei 2 semestri vuol dire sul piano economico avere un effetto negativo piuttosto tangibile, ma è anche un grande motivo per andare a ripensare il nostro modo di fare formazione. Quindi a ottobre ripartiremo con la formazione tradizionale, ma stiamo già mettendo a punto, anzi in buona parte già sviluppato, un corso sperimentale di primo livello che ci darà la possibilità di testare sul campo modalità nuove attraverso le quali integreremo parte di formazione online a una formazione più classica fatta in sala.